Dopo il nubifragio dello scorso 15 marzo che aveva imposto il rinvio, i Virtus e Reggina si ritrovano faccia a faccia per il recupero della 27esima giornata del girone I di Serie D. È una sfida che pesa e tanto per entrambe, una vera e propria ultima chiamata nella corsa alla promozione. Serve vincere senza calcoli. Nonostante l'orario feriale, il Dalcontres Barone risponde presente. Spalti ben popolati, tinte giallorosse dominanti e circa un centinaio di tifosi amaranto arrivati da Reggio Calabria a sostenere la propria squadra. Il match si accende subito con la Reggina che parte forte e prova a colpire in apertura senza però trovare la precisione necessaria. L'Igea non resta a guardare, al decimo costruisce la prima risposta, cross teso dalla sinistra di Longo, ma la difesa ospite è attenta e allontana. Gli amaranto continuano a spingere, al 13° si rendono ancora pericolosi con Di Grazia che si accentra e calcia, ma Testa Grossa blocca con sicurezza. È il preludio alla migliore occasione del primo tempo. Al 20° Edera lascia partire un tiro potente dalla distanza, costringendo il portiere giallorosso a un intervento decisivo. Sulla ribattuta arriva ancora Di Grazia, ma il suo tentativo si spegne tra le maglie della difesa, brava a chiudere ogni imbarco. La pressione della Reggina non si allenta, al 32° è ancora Di Grazia a mettere un pallone insidioso in aria, la retroguardia dell'Igea respinge, poi la Ribbi ci prova da fuori, trovando ancora una volta la risposta attenta di Testa Grossa. Il finale di tempo è tutto di Marca Amaranto al 40° sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Murgo ad avere la palla buona, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Nella ripresa è però l'Igea Virtus a rientrare in campo con maggiore determinazione, alzando subito il baricentro e cercando con insistenza la via del gol. I giallorossi spingono ma trovano davanti a sé una difesa amaranto attenta, ordinata, pronta a respingere ogni tentativo. Ed è proprio questa solidità a fare da preludio al colpo che cambia la partita, quando al minuto 52 Edera si incarica di una punizione e disegna una traiettoria perfetta che si infila là dove Testa Grossa non può arrivare. È l'1-0 che spezza l'equilibrio, un gesto tecnico di grande qualità che fa esplodere la gioia dei tifosi amaranto e indirizza la sfida. Sull'onda dell'entusiasmo la Reggina continua a spingere, al 55° Mungo ci prova dalla distanza sfiorando il bersaglio, e un minuto più tardi è Di Grazia a replicare con esito simile. L'Igea Virtus prova a reagire, al 61° ha una buona occasione per rientrare in partita, ma il colpo di testa di Ferrara trova un super Lagro Nigro a dirgli di no. La gara però resta saldamente nelle mani degli ospiti. Dopo un altro tentativo dalla distanza di Edera che non trova la porta, arriva il colpo che di fatto chiude i giochi. Al 66° distratto dalla sinistra mette in mezzo un pallone perfetto, Mungo si fa trovare al posto giusto e da 0 metri non sbaglia, firmando il 2-0. È il gol che spegne le speranze dell'Igea Virtus e accende definitivamente la festa amaranto sugli spalti. I padroni di casa accusano il colpo, mentre la Reggina gestisce con sicurezza e sfiora anche il tris con Ragusa, il cui sinistro al 91° termina di poco a lato. Nel finale c'è spazio anche per un ultimo tentativo dell'Igea. In pieno recupero Samaché prova a riaprire la partita con un colpo di testa, ma senza fortuna. Finisce così con una vittoria pesante per la Reggina, che sale a quota 50 punti e resta in piena corsa, 4 lunghezze dalla vetta. Si complica invece il cammino dell'Igea Virtus, ferma a 46 punti e ora distante 8 lunghezze dalla capolista. Una battuta d'arresto che rischia di pesare in maniera decisiva sulla rincorsa alla promozione.